Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Milano è la quinta città lombarda più green e la 30ª d'Italia. Varese è al terzultimo posto su scala regionale e al 44esimo nella scala nazionale, ma con un miglioramento di quasi 20 posizioni rispetto all'anno scorso. Lo stabilisce il rapporto Ecosistema Urbano del 2021 realizzato da Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, che hanno analizzato i risultati raggiunti dai capoluoghi di provincia italiani nel 2020 forniti dai singoli comuni. Al terzo posto della classifica nazionale c'è Mantova, prima in Lombardia, seguita da Sondrio, che invece si attesta 18ª in Italia. La sezione varesina dell'Associazione Amici della Terra ha deciso di alzare il livello sullo scontro sul futuro del castello di Belforte, che rischia di subire crolli di parte della sua struttura in ogni momento. Ha quindi deciso di rivolgersi alla magistratura utilizzando uno studio legale esperto di questioni ambientali, forte di una sentenza della Corte di Cassazione di quest'anno, secondo la quale il proprietario o responsabile di una costruzione che minacci rovina e che non provvede ai lavori necessari per rimuovere il pericolo può incorrere in sanzioni detentive e pecuniarie. Il castello di Belforte è di comproprietà del comune di Varese, che ne detiene le quote di maggioranza. Passiamo ora alla politica. Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha fatto il punto sulla situazione in Casa Lega. Il partito non si spacca, è uno, ha detto, unico e non è mai stato unito come in questo momento. Le speranze che tanti hanno temo rimarranno assolutamente insoddisfatte. Una speranza che finisce nello spazio di una mattinata. Spostiamoci a Busto Arsizio. È inconcepibile che un intero quartiere rimanga al buio ogni volta che piove. Valentina Verga, consigliere comunale del Partito Democratico, punta l'attenzione sui lampioni spenti del quartiere Sant'Anna. Come hanno amaramente constatato i residenti del villaggio, bastano infatti poche gocce d'acqua per far saltare l'impianto di illuminazione e così intere strade e piazze del rione più a nord della città rimangono avvolte nella più totale oscurità. Il sindaco Emanuele Antonelli dal canto suo ha invitato i cittadini a pazientare, spiegando che il disservizio sarà risolto definitivamente quando A2A completerà l'intervento di riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Ancora cronaca, Malegnano ruba liquori per un valore totale di circa 320 euro, riesce a scappare ma inseguito dai dipendenti del supermercato è costretto ad arrendersi agli agenti del commissariato di polizia di Legnano. Protagonista della vicenda è stato un moldavo che aveva deciso di fare la spesa gratis all'Esselunga di Viale Sabotino. L'uomo era entrato come un normale cliente, poi aveva riempito alcuni sacchi di juta di bottiglie di liquore. La sua mossa però non era passata inosservata agli addetti dell'antitaccheggio, che quindi lo avevano aspettato alla barriera delle casse. Come sospettato, l'uomo non aveva alcuna intenzione di pagare e quando gli addetti hanno cercato di fermarlo, lui si è divincolato ed è scappato a gambe levate. Da qui è partito appunto l'inseguimento, concluso per le vie del quartiere Ponzella, quando sono arrivati gli agenti che lo hanno arrestato per il reato di rapina impropria. E questa è l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19. Buona giornata!